ma è venuto a trovarci anche con la sua squadra di imprenditori che hanno iniziato a capire che iniziano a avere prima il Veneto gente che sta sborsando tantissimi soldi di tasse, gente che sta sacrificando a pioggia per quanto la pesca italiana e veneta è stata sacrificata nei confronti di altri, ma soprattutto per il fatto che siano stati poco tenuti in considerazione e per il fatto che ormai è diventato incredibile vivere sia in Italia sia nel Veneto. Ma noi ci crediamo, abbiamo creduto a Lucio Gianni, assessore di Chioggia, che tanto ha sviluppato a livello di attività produttiva, che ha certificato, ci ha messo del suo, ha dovuto certe volte sporcarsi le mani per far capire la gente, ma soprattutto per gli imprenditori che stasera lo seguono e ci porteranno i loro saluti. Grazie Lucio di essere con noi. Grazie Paolo, scusi, non meritavo tante elogi. Io qui vicino a me c'è Giorgio, per far vedere che a Ciosa si continua, non si ferma mai. Allora, so benissimo che dopo tanti discorsi credo che qualcuno abbia anche voglia e diritto di fucilarsi con la tavola, però assieme qualche riflessione veloce, perché stasera qua sembra succedere qualcosa di importante. Chi siamo noi altri? Ve l'avevo chiesto, mi sentivo tanti saluti, ma siamo un nucleo, siamo un atomo pronti a esplodere. Noi altri siamo delle persone che in questo momento si arriva a ciappare in mano a partire. Vedete, quando che siamo in provincia insieme con Del Zotto, che già i consiglieri provinciali del PD, quindi opposizione, i nostri avversari, no, persone che si può dialogare quando che ti fa ragionare sui temi giusti. Mi diceva chi c'è un leghista anomalo? Io dicevo, no, guarda che non sono un leghista anomalo, probabilmente che adesso conosco i leghisti sbagliati, e probabilmente che i leghisti c'è quelli che adesso in partito, ma comunque mettiamomi una piana sola perché l'importante non è essere giusti e essere sbagliati, ma l'importante è dimostrare quello che si deve. Qualche settimana fa un dirigente della Confindustria mi diceva ti sei un politico anomalo. Un politico anomalo perché ti ne metti la faccia, nessuno ti casserà mai più le pierre, ti non ti dirà mai parolarsi, perché ti va tranquillo dappertutto, ti metti la faccia e ti dà risposte. E dove ti dici, dove ti può dare risposte, ti dici posso darti. E dove che non ti può dare, ti dici ma non sono in grado di darti. Perciò ti dicevano, e mi ho detto che non sono un politico anomalo. Il problema è che tutti i politici dovrebbero essere così. Perché noi altri dovressimo, quando ci si mette in testa di fare politica, dovremmo essere quei portatori delle istanze della gente e essere in mezzo alla gente e essere felici. Allora, se essere anomali significa avere il coraggio delle proprie idee, il coraggio di combattere per le proprie idee e portarle nella piazza di tutti i giorni, allora dico, vi sono anomalo, ma anche noi altri siamo anomali, noi altri siamo anomali, perché noi altri dovremmo essere quella forza che porta avanti un'idea, un valore. Allora questa forza che noi altri dovremmo esplodere è la forza della sicurezza che noi altri abbiamo in mano in questo momento, l'obbligo, perché abbiamo capito che qua non si può più andare avanti. Qualcuno parlava dei titani, qualcuno parlava di Scianufa. Oggi è impensabile di poter stare come Veneto ancora dentro a quest'Italia che non ne vuole, ma ne vuole solo sfruttare. Allora io mi immagino questa sera come quei che una volta che c'erano nelle battaglie classiche, no? Vi ricordate quando che c'erano le battaglie dove che c'era anche se copeva con onore, con rispetto, diceva rispettandosi. E c'era qui che portava avanti la bandiera, perché la bandiera doveva andare avanti. Se qualcuno veniva a copare, tu poteva bandiera, un altro la bandiera andava avanti. Ecco, noi altri immagino che stasera siamo questi. Siamo quei che avevano in mano la bandiera. Potremmo essere capito stasera, ma potremmo essere anche le manco. Quei che siamo, dobbiamo essere consapevoli che siamo il nucleo di una nuova realtà, di una nuova forza che deve portare questo Veneto a essere libero e a essere indipendente, per portarsi a liberarsi da questa Roma che ne rende schiavi, che ne rende camerieri, che ne rende sudditi.
Questo noi diciamo stasera, dobbiamo essere consapevoli di essere questo, dobbiamo andare nelle piazze, nelle case, non riescono ad essere tanti, domenica a Venezia non riescono ad essere milioni, perché tutti i veneti dovrebbero rendersi conto, al di là del colore di appartenenza, dovremmo rendersi conto che noi altri siamo un popolo e avendo la dignità di popolo dovremmo pretendere il riconoscimento di questa dignità. Scusate se non sbagliamo, ma mi quello che sento, qui c'era uno qui che credeva al tricolore, che credeva alla bandiera, ma con la scusa del tricolore, qualcuno ha detto una promessa, scusate se dico capito, ma gliel'avete in culo! Scusate la verità. Adesso mi ringrazio. Insomma, si stava così. Allora, è una persona che allora, è una persona emergente in questo momento a Chiusa, tanti lo ha cercato, e lo seguono noi altri. Quando abbiamo fatto a Chiusa la raccolta firme contro le trivellazioni in Adriatico, Giorgio si è venuto a noi altri, ma non si è venuto da solo, si è venuto con una squadra. E il 4-4 dimostreremo che Ciosa, il prima Veneto, sarà il primo partito di Ciosa, perché noi si deve fare iscritti all'ASPO. Grazie Giorgio. Mi prometto io un secondo, perché bisogna anche dire la verità certe volte, bisogna raccontare cosa succede. Giorgio è venuto da noi e lui, siccome è conosciutissimo, adesso gli chiederò di presentarsi e di dire chi rappresenta lui e cosa rappresenta, ha fatto una scelta, perché era corteggiato da tanti movimenti, da tanti partiti politici, però lui ha creduto non a noi, perché è venuto lui, ha creduto in quello che vedeva, ha creduto in quello che sentiva dentro e ci ha chiesto lui di incontrarlo, dicendo io rappresento questo, mi chiamo così e colà, rappresento tutta questa gente, la gente è stanca, non ne può più, non ci fidiamo più dei movimenti politici italiani, ma soprattutto non ci fidiamo più dei movimenti del nord Italia e veneti che hanno tradito giuramenti, che avevano fatto promesse e che ora ci hanno lasciato completamente a piedi. E le parole mie forse già bastano per far capire di cosa parliamo. Adesso io lascio che tu parli tranquillamente a questa gente, come e quanto vuoi, dici cosa rappresenti e chi sei, e per me è un onore avere anche la squadra di Chioggia qui questa sera sempre. Grazie a tutti. Io ringrazio tutti questi signori, che è un piacere incontrarvi. Naturalmente per me è tutto nuovo questo futuro. Mi sono messo in politica non da molto, però più che altro, perché anch'io sono un papà, ho un figlio che purtroppo è dovuto andare in Germania, una figlia che è dovuta andare a Roma, quindi ho perso i miei figli, che è la cosa che ci tiene di più. E mi ha dato la forza del combattere. Cioè, c'è una cosa che non riesco a capire, finché una cosa non ti tocca personalmente, ci giriamo quasi tutti dietro le spalle, perché finché tocca a lui, vabbè, non mi interessa. Quando mi tocca però, quando tocca una cosa personalmente, riusciamo a capire veramente il dolore, quello che si perde. Quindi io sono entrato in questo politico, delle parti politiche, per fare le cose giuste, cioè portare più che altro lavoro, economia a Chioggia, che è da molto tempo che ci è mancato. Questa emigrazione che ci viene portata, che dopo la fine, quando che vediamo che i nostri cittadini perdono il lavoro e perdono la casa, e vediamo queste persone che vengono aiutate per una legge che non capisco queste cose burocratiche, va bene? Questa immigrazione che viene aiutata e non viene aiutata gli italiani nostri, i nostri concittadini, è una cosa vergognosa, perché innanzitutto io penso che dovesse prima aiutare noi, cioè perlomeno aiutare i cittadini italiani che hanno bisogno. Danno una casa agli extracomunitari, non pagano l'affitto, non pagano la luce, tanto viene pagato dal comune, giusto? Se ne fregano di quelle attività che fanno, se la fanno bene o male, se vendono abito sappiamo benissimo, però noi cittadini paghiamo il loro cose. Se noi prendiamo il lavoro, prendiamo anche la casa. Dobbiamo umiliarci perché guardate signori che ci sono tante persone perché hanno l'umiliazione e robe, non dimostrano che non hanno neanche candele, prima non puoi candele in casa. Ci sono persone che non riescono a pagare il prezzo perché hanno perso il lavoro. E questo non è giusto. Io vedo che sono trasportatore, perché sono trasportatore, adesso vengo giù non da poco, vengo giù da Parigi, perché faccio qualcosa lì. Io vedo che, vuol dire,
non è giusto che io, se mi metto in questa politica, in questo sistema nuovo, lo faccio per i figli. Se voglio dare qualcosa, cioè, per me ormai io sono arrivato a 53 anni, vuol dire non lo faccio per me, lo faccio per il futuro dei nostri figli. Perché siamo veramente, dobbiamo cambiare. Allora io intendevo entrare in politica, che oggi ho tirato su tante voci, perché voglio portare un consorzio. Visto che abbiamo una pesca abusiva del Congo e veraci, che voi tutti sapete, che ci sono i nostri giovani che rischiano la vita, vengono bastonati dalla polizia, andando lavorando. E ti dico che è taneggio fondo fondale, è un taneggio quando abbiamo una Monteliso che butta fuori roba chimica, quando che hanno fatto il Mose e hanno progettato, cioè le nostre lagune, anche vedevo la signora prima che parlava dei nostri prodotti della nostra laguna, vorrei anche comunicare, cioè dire, la nostra produzione la dobbiamo proteggere. Il pioggiotto che va a pescare il Congo e veraci ha un rastrello che fa, anzi, gli dà ossigeno al terreno, non lo danneggia il terreno. Il terreno viene danneggiato da un pezzo su quello che buttano fuori. Cioè è un dramma. Allora abbiamo, io faccio il posto di mia pioggia, parlo di mia pioggia, abbiamo l'agricoltura, abbiamo la città d'arte, abbiamo la pesca, abbiamo una spiaggia più grande europea, che ci vuole 3 km di camminamento per andare a prendere il mare. Quando che è sollecitata, diciamo, Rimini come Regione 9, è 1,5 metri di spiaggia e si mettono un lettino uno sopra l'altro. Cioè vuol dire, perché tutto questo viene? Si può fare le cose, ci vuole la buona volontà per poterlo fare. Ci vogliono persone che quando che entrano in politica sappiano veramente quello che devono fare, cioè persone giuste nell'ambito del lavoro per aiutare i nostri figli. Dobbiamo dargli lavoro ai nostri figli. Io voglio portare a casa i miei figli e combatterò per questo, portare a casa lavoro, portare lavoro, economia si può ancora fare. Noi dobbiamo aiutare i nostri figli e io sono entrato in questo partito perché penso che mi daranno, avrò sostegno di poter perlomeno portare a casa i miei figli. Grazie.